Signore e signori, buonasera e buona settimana e benvenuti a casa mia, benvenuti in casa Piretti. 348 80 40 254 per richieste, fotografie, saluti, messaggi, barzellette. Però barzellette scrivete un po' corte, perché venerdì poi me ne avete mandate tante, lunghe non lo capite. E poi non è che sono proprio bravissimo a raccontarle. Però, insomma, siamo qui per farvi cantare, per farvi divertire, emozionare. Dico siamo perché tra un po' qui vicino a me ci sarà Carola. Carola è già venuta 4-5 volte. Carola, sì, 4-5. Questa è la quinta o la quarta? Questa è la quinta volta. E a parte che è una ragazza bellissima, poi canta benissimo e quindi sarà una grande puntata da vivere insieme. Ma a proposito di richieste, andiamo subito, ma proprio subito a leggere la prima richiesta di questa sera. Vai Fabrizio, fammela leggere. Dai Fabri, ciao, sono Simona da Valperga. Voglio dedicare a mia figlia Romina di San Benigno Siamo tutti là fuori di Dolce Nera. Per tutti voi che ascoltate, voglio condividere un po' di energia. Tra l'altro non vedo l'ora di venire alla Rocca di Cavour a Pasquetta. Faremo più di 100 chilometri per venirti a vedere. Grazie di cuore, mi raccomando, voglio tutti, ma proprio tutti a Pasquetta sulla Rocca di Cavour. Sarà un grande concerto, si mangerà benissimo e se per caso poi la giornata vuol farci un po' imbestialire, lo facciamo sotto l'ala del paese, quindi non più in punta alla Rocca ma in basso. Siamo pronti? Siamo tutti là fuori? Ah, io fuori lo sono di sicuro. Con me, insieme, go! Dedicatissima, Valperga! Siamo di qua, siamo di là, siamo dove si va, andiamo in giro tutta la notte. Perché non siamo mai
Grazie per aver richiesto questo bel brano, che poi ho avuto un piccolo problema oggi pomeriggio perché la tonalità di Dolce Nera è impossibile, quindi ho dovuto fare un arrangiamento tutto mio. Spero vi sia piaciuto. Scrivetelo al 348 80 40 254 se vi è piaciuto il brano, se volete sentirne altri, se volete dedicarne altri. A proposito di dediche, subito dopo il prossimo brano sarà con me Carola, ma adesso un'altra vostra idea. Vai regia, vai Fabrizio. Finalmente Casa Peretti. Enrico, mi faresti sentire Pier dei Pooh. Saluti da Alessandra di Torino. Alessandra, hai chiesto uno dei miei 10 brani in totale preferiti nella mia vita. Un brano che vuol dire tanto, specialmente se uno pensa che è stato scritto fine anni 60, forse inizio 70, 68, 69, e parlare di omosessualità ai tempi era molto complicato. E i Pooh l'hanno fatto con l'eleganza che ormai portano da 60 anni in giro per l'Italia e non solo. Dedicatissima anche questo brano. Penso a te nei tempi della scuola, con noi, sottile, pallido, un po' perso, tu già da noi così diverso, triste. Penso a te, ricordo si rideva tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Pier, t'ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi. Se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi. Senti, Pier, sono grande, l'ho capito, sai. Io ti rispetto, resta quel che sei, tu che puoi. Sono grande, l'ho capito, sai. Io ti rispetto, resta quel che sei, tu che puoi. Immensi come loro, mai più
348 80 40 254 non saranno le uniche due richieste di questa sera, abbiamo almeno ne abbiamo ancora una, poi quelle arrivate in settimana le spalmeremo su tutta questa, ma nel frattempo aspetto di leggere quelle nuove. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame Yuntiere, che in cinese si direbbe Iti Wati Ning Wo. Carola! Ciao Carola, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Buonasera. Che bello averti qui innanzitutto, a prescindere. Grazie. Sei emozionata, sei felice, raccontami qualcosa di te. Allora, sono emozionata e felice, ma man mano, come dicevi te, essendo che già la mia quarta, quinta volta, sto gestendo meglio mie emozioni, ecco. E Bene. niente, sto bene. Adesso ho iniziato l'università. Oh, Probabilmente che bella news. Che Esatto, bella è una news per il pubblico che magari mi ha già visto nelle Cosa? altre puntate. Quale facoltà hai scelto? Lingue e culture per il turismo a Bene. Torino. Bene. Sì, non so se sanno che Lingue. registriamo vicino a Torino. Sanno che registriamo vicino a Torino. Luserna non è dubbio. proprio tanto vicino. Vabbè, però in Piemonte. E poi siamo dal vivo, non è registrato, altrimenti poi dicono registriamo. No. Ah, sì, Guarda, sono dal le vivo. 20:15 precise, perfetto. Precise. Ma perché poi ci sono i maligni. No, siete dal vivo, siamo dillo, live. dillo. Infatti sentirete magari se sbagliamo qualcosa. Ma quello è il meglio. Signore e signori, innanzitutto grazie perché mi hai preparato una scaletta pazzesca partendo dal primo brano. Loro sono i Beatles e questa è Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For me be parted, there's still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be. Let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. And let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Io sono esaltato. Meno Ti spiego da cosa sono esaltato. Quando ho degli ospiti giovani
Posso dirti, sei una Sì, ragazzina. giovane, giusto. Hai detto prima che hai iniziato l'università, quindi credo 19-20 anni. Sì, Non esatto, si chiede, 19 19 a maggio 20. A maggio 20, quindi Esatto. quando mi portano una scaletta come questa, perché vabbè, a parte i Beatles, che vabbè sono eterni, Esatto. e vanno a colpire 5 o 6 generazioni probabilmente. Fiordaliso, Non voglio mica la luna, Lucio Dalla, Arisa e i Queen sul finale. Grazie. Ma io Prego. ascoltando, cioè leggendo la tua scaletta, sono convinto che la musica abbia ancora un futuro. Sì, queste sono le canzoni eterne, ecco. Che bello, grazie, Sì. basta dirti grazie, eh? Certo. Non voglio mica la luna! Wow! Vorrei 2 ali tagliate per volare sempre più distante. È una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usano più. Un giradischi rotto che funzioni però quando sono giunto. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare in disparte e sognare, non stare a pensare più a te. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle, avere più tempo per me. Con gli occhi pieni di vento non ci si accorge dove è il sentimento. Tra i nostri rami intrecciati troppi inverni sono già passati. Io vorrei defilarmi per i fatti miei. Io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi mai più. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare a fare l'amore, ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle e avere più tempo per me. Non voglio mica la luna, ma voglio solo un po' fare l'amore con te. Non voglio mica la luna, ma chiedo solo di andare e restare con te. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare a fare l'amore, ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle e avere più tempo per me. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare a fare l'amore, ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle e avere più tempo per me. Per voi Carola, brava Grazie, Carola.
Allora, mille. vieni qua vicino a me perché dobbiamo risolvere un piccolo problema con la regia, perché mi scrivono da casa che abbiamo un piccolo ritardo vocale, quindi regia, cerchiamo di capire come mai. Io intanto bevo. Bravo, vai a bere. Io conterò fino a 5, piuttosto vado a farti un reset velocissimo, vediamo cosa possiamo, se riusciamo a risolvere questo problema. 5, 4, 3. Fai un reset, amici a casa. Il reset dura veramente un paio di secondi. Restate lì fermi. Vedrete la vostra TV tutta nera. Ma torneremo. Fai il reset, vai regia. Siamo già tornati? Hai già fatto il reset? Vediamo Voilà. un po'. Il labiale a posto? Ci sentite? Oh, sentiamo un po' se il mio manager dice che il labiale va meglio. Com'è il labiale Giuliano? Nel frattempo salutiamo Giuliano Falco, il mio manager, Ciao a sempre tutti. puntualissimo, è stato il primo a scrivermi: occhio, c'è un piccolo problema di ritardo. Speriamo che vada bene. Senti, fammi un piacere, Dimmi. un grosso favore, una Sì. cosa che io dirò ai miei figli anche se non li ho. Farò finta di avere per Ok. dire: un giorno io ho cantato con Carola. Perfetto, che onore. Facciamo un pezzo che tu sai e io così. Ok. Luce di Elisa. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese ma ho scelto di essere libera. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo. Avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami. Ora so piangere, so che ho bisogno di te. Non ho mai saputo fingere. Ti sento vicino, il respiro non mente, intanto dolore, niente di sbagliato.
luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni di una lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, 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 ascoltati, ascoltami, 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 ascoltati. Grazie a te. Grazie, che meraviglia! Ma che onore! E ci è venuta anche molto bene, l'abbiamo provata una volta alle 19. Siamo dei pro max. Alle 19:30 probabilmente, anche, Sì, anche di anche più, dopo, secondo me. oltre. Allora, regia, non ho guardato il monitor, siamo tornati noi, tornata a Casa Piretti, tutto a posto, il labiale c'è, possiamo andare avanti, direi di sì, perché presento il prossimo brano. Beh, io credo che in questo mondo, in questa vita, ognuno di noi dovrebbe credere, scusate la ripetizione, ai miracoli, perché altrimenti che senso ha andare avanti se non credi ai miracoli? Lucio Dalla. Aspetta, ho sbagliato tonalità. La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro e della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare il lenzuolo. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar che alleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le tue vele sulle case sono 1000 lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei.
e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Spettacolare! Grazie, Bellissimo, bellissimo, bellissimo. grazie mille. La prossima canzone è legata molto a questa trasmissione, alla mia trasmissione, perché tu non sai, Carola, quante persone mi incontrano per strada e mi dicono questa frase. Io alla sera mi metto lì, durante la cena o il post cena, guardo Casa Peretti. Io ho detto grazie. E poi mi dicono, ma sai perché guardo Casa Peretti? Perché guardando Casa Peretti io mi sento bene. E quindi, Bellissimo. Arisa, mi sento bene? Mi sento bene. Vai. Vedere l'eternità è difficile, basta non pensarci più e vivere e chiedersi che senso ha. È inutile se un giorno tutto questo finirà. Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida follia. Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla TV e mi sento bene, leggo un giornale, mi sdraio al mare e prendo la mia vita come viene. Se non ci penso più mi sento bene. Cosa ne sarà dei tanti giuramenti degli amanti, di tutti i miei rimpianti, dell'amore, della crudeltà? Cosa ne sarà dei sogni nei cassetti, poveretti, dei grandi amori persi, quando questo tempo finirà? Se non ci penso più mi sento bene, mi sveglio presto il lunedì e mi sento bene, le strade piene, quando è Natale magari non è niente di speciale, ma tutto questo mi fa stare bene. Se non ci penso più mi sento bene, e sto al telefono con te mi sento bene, i baci in corsa, le calze a rete, gli inviti a cena per fare l'amore, sentirmi bella mi fa stare bene. Cosa ne sarà dei pomeriggi al fiume da bambina, degli occhi di mia madre, quando questo tempo finirà? Se non ci penso più mi sento bene, se faccio quello che mi va mi sento bene, balliamo un tango sotto la neve, non penso a niente, tutto mi appartiene, e più non penso più mi sento bene, e non pensare più a cosa dire, sentirmi libera da me come i bambini, e stare nudi, lasciarsi andare e non aver paura di invecchiare, accarezzare tutto e stare bene. Forse tutto qui il mio vivere, quasi elementare, semplice, ridere non è difficile, se cogli il buono di ogni giorno e dammi sempre fino in fondo, adesso voglio vivere così. Bene.
Bene. Mi hai fatto Mi sentire sento bene, mi hai fatto sentire bene anche a me, a tutti loro. Speriamo. E adesso aspetta che mi inquadro anch'io. Pensa che la regia mi scrive dietro tutto nero, il manager mi scrive dietro tutto nero. Sì, è fatto apposta, ho voluto valorizzare le ultime 2 frasi di questa canzone con solo la mia artista qua vicino a me lì davanti. Sono scelte tecniche mie, ragazzi, tranquilli, easy. Pubblicità e torniamo con i Queen. Esatto. No, poi mica, State qua. Mica detto i Queen. I Queen. Dopo 3 minuti. Each morning I get up a tiny little, can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody. Anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my pay on my own. I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, anybody find me somebody to love? Every day I try and I try and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say got a lot of water in my brain. I got no common sense. It's got nobody left to believe. Yeah, yeah, yeah. Oh, somebody, somebody, anybody find me somebody to love? Oh, somebody to love. Che eleganza! Grazie. Che meraviglia! Grazie mille. E adesso andiamo a leggere, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai, Sono regia! pronta. Sei pronta? Prontissima. Questa lunga carrellata d'affetto dei nostri teleascoltatori inizia così, riuniti per ascoltare chi canta veramente. Offriamo questo mondo a chi è nella tribolazione e sconforto. Saluti, Rotellini Carlo. Sì. Noi siamo anche qui per questo, per regalare Esatto. un piccolo sorriso, un piccolo momento Di gioia. leggero, esatto. Ciao Enrico, voglio condividere con te e gli amici Casaperetti la mia felicità per la laurea bis in pedagogia di mia figlia Serena. Ciao Massimo da Carmagnolo, bello! Complimenti Wow! a Serena. Dottoressa! La invidio molto a vedere la corona, perché finché non inizi l'università non ti rendi conto, del vero. Però prima o poi ci arriverai anche Sì, tu, sì, eh? sì, assolutamente.
Grande. Bravissima e complimenti a tutta la famiglia, siete bellissimi. Ciao Casa Peretti, buon inizio settimana. Mi faresti sentire Dove e Quando di Benji e Fede? Grazie Silvia di Montalciata. Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Quella roba lì non la so benissimo, ma vediamo se c'è qualche ospite che la sa. Enrico da Collegno ci scrive: buonasera a tutti amici Casa Peretti, volevo chiederti gentilmente se potevi farmi per mia nipote Arianna e per il suo ragazzo Simone una lunga storia d'amore di Gino Paoli, per favore. Saluto a tutti voi della regia. Ciao Enrico, ciao Collegno, Ciao grazie. Enrico. Vediamo di metterla in programma in queste sere con tanto di dedica. Buon inizio settimana con voi, Super Dani d'Alessandria. Grazie. Dani c'è sempre, te la Dani ricordi? c'è sempre. Sì, Sì, Dani. sì, alcuni Vai. leggo quei nomi che dici ci sono veramente sempre. Vai. Il fan club sta crescendo. Un bacione da Daniela e Luca da Ceva. Ciao Daniela. Ciao a tutti. Ma Carola, tu ti sei iscritta al fans club di Casa Peretti? No? Ma oi, Non sapevo neanche esistesse. Ci sono proprio le innovazioni. Allora, c'è il fans club di Casa Peretti, c'è sia su Facebook per quelli un po' più boomer come Me lo sono me. messa pure io Facebook. E poi c'è anche su Instagram. Ah, allora lo cerco. Quindi mi raccomando. Certo. No, ok, vai, prossimo messaggio. Ciao a tutti, Casa Peretti, e bentornati anche questa settimana a tenerci in compagnia e cantare insieme a tutti voi. Vorrei ascoltare la canzone L'emozione in una voce di Adriano Celentano o Crescerai dei nomadi da Andrea di Borgomanero. E le mettiamo in programma in questa Bellissimo. settimana, o una o l'altra o tutte e due, vediamo. Comunque una arriverà di sicuro. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Alessia Crucci. Faccio gli auguri di buon compleanno a mia mamma che spegne 86 candeline. Saluti dalla Puglia. Auguri, Auguri, saluti. come si chiama la mamma? Comunque... Dalla Puglia addirittura. Vabbè, che spettacolo. Poi 86, complimenti signora. Brava Carola. Ciao Enrico da Elena, grazie. Grazie mille, grazie. Grazie, ti abbasso un po' la musica in cuffia, se no. Ciao Enrico, come saprai in questi giorni sono scomparsi i rispettivi leader dei due gruppi musicali, Pachi Canzi dei Nuovi Angeli e Bruno Castiglia dei Bisonti. Conoscendo la tua sensibilità canteresti una delle loro canzoni, sarebbe un gesto bellissimo per ricordarli. Saluti, buon inizio settimana a tutti, Maria da Torino. Vediamo come poterli omaggiare al meglio, ricordare al meglio. Grazie Maria. Ciao Enrico, viva Casa Peretti, tutti i tuoi ospiti, staff e telespettatori. Barzelletta del lunedì. Eccola. Cosa ci fa una mucca con un fucile? Va a caccia. Bellissima. Bella carina. A me tanto fanno ridere qualsiasi cosa, quindi potete scrivere quello che volete. Va a caccia e capolavoro. Grazie Roby, per adesso è la più bella che siamo andati a leggere. Ciao Casa Peretti, un saluto a tutti da Oscar e Pietro. Ciao Ciao, Oscar. ciao. Ciao Pietro, grazie. Prossimo messaggio tutto per te, vai. Ciao ragazzi, rieccoci qua dopo una breve pausa. Milena. Grazie Milena. Grazie Allora, Milena. ti aggiorno anche ti aggiorno sulle novità. Se hai una barzelletta un po' corta e vuoi scriverci, regaliamo non solo un po' di musica ma anche qualche sorriso. Un abbraccio da Osta, Fabio e Nancy. Ciao Fabio. Ciao. Nancy, grazie mille, grazie. Ancora grazie. Eccola È un qua. altro. La leggi tu questa? Se Vai. Garibaldi è partito da quarto, chi erano i tre partiti prima di lui? Buonasera Enrico, buonasera Carola, ottima musica e ottima compagnia anche questa sera. Un grande saluto da Stefania da Rondissone. Grazie Stefania. Grazie mille. Da quarto al paese. Beh, bella però, bella. Una freddura ma bella. Buona settimana e tanta energia positiva a te Enrico e Carola, a tutti in ascolto. Grazie a chi ha richiesto i miei Pooh. Ti chiedo una canzone per piacere questa settimana. Me la devi cantare tu. Orso Bruno di Antonello Venditti. Paolo da Bardassano. Paolo, devo deluderti? Non la so. E questa settimana non ho tempo di impararle. Mi dispiace tanto. Se aspetti qualcuno che la sa, oppure la imparo, mi ci va molto tempo. Però grazie di averla richiesta. Magari cambia canzone, se ne vuoi una. Non la so, tu la sai, Orso Bruno? No. Neanch'io. No, proprio no. Il mitico Enrico e Carola ci regalano questo inizio settimana in grande serenità. Baci da Alfonsina e Germano. Grazie Bene, mille. Il bene. nostro obiettivo. Giusto? Giustissimo. Giustissimo. Ciao Enrico, buona settimana di belle canzoni. Uno va dal dottore e dice: dottore, soffro di amnesia. E il dottore gli dice: e quando? E lui: da quando cosa? Ciao Carola, voce bravissima, Massimo De Maria. Beh, se uno soffre di amnesia non si ricorda il motivo per cui è andato dal dottore. Fantastica interpretazione di Let It Be, bravissima Giovanni e Silvia d'Alessandria. Grazie mille, grazie. Grazie Giovanni, grazie Silvia, viva Alessandria. Carola, meravigliosa come sempre. Fede, Manuel, Vittoria e Adele. Grazie mille, sono i miei vicini di casa. Bene. Mi seguono tutti.
Buonasera Casa Peiretti, grazie mille per avermi cantato Pierre, mi commuovo sempre quando la sento, complimenti per la serata, grazie alla tua ospite bravissima con i Beatles, grazie, ciao da Alessandra di Torino. Ciao Alessandra! Ciao Alessandra, grazie. Ricordiamo proprio per tu che sei di Cavour che a Pasquetta suonerò in Punta alla Rocca, un posto meraviglioso, un concerto di 2 ore e mezza, una tirata unica musicale, però prima c'è un pranzo con costi, Quindi salsiccia, cioè, andate. è spettacolare. Carissimi amici peirettini, anche questa sera una giovanissima, bellissima, dolcissima voce. Questa non voglio mica. No, bella, ok, grazie. Sei firmata con la musica di Non voglio mica la luna. Sei bravissima, Gabriele, nonna Franca e nonno Germano. Mio fratello e i miei nonni, grazie mille che mi stanno guardando. Ciao nonni, ciao, nonna grazie. Franca e nonno Germano, grazie. Bravissimi. Vai. Chiunque tu sia. Grazie. Bene, mi fa piacere. Breve e conciso. Breve, sì. Ciao Enrico, grazie per tenermi compagnia in questo momento. Mi hanno operato di ernia, Davide da Torino. Forza Davide, dai che ci rimettiamo in fretta cantando e ascoltando la musica di Casa Peiretti. È bellissimo rivederti in TV, esibizione spettacolare ed emozionante. Grazie Carola, Vilma e Piero dalla Barge. Grazie mille. Anche Barge è presente, che meraviglia. Sì, lei è la mia madrina. Wow, grande serata ragazzi, bravissimi. Un caro saluto a tutti i nostri amici perettini, Anna, Ludo e Umbe da Busca. Ciao Busca! Ciao, grazie mille. Grazie di essere anche questa sera in nostra compagnia. Carola, sei bravissima. In azzurro stai benissimo. Un bacio dalla tua cuginetta Bea. Grazie mille Bea, grazie a tutti. È molto bello questo vestito, devo dirti. Grazie. Devo dirti che hai un look stasera fantastico. Meno male. Buonasera, vorrei partecipare come cantante a una puntata di Casa Peiretti. È possibile? Grazie per l'attenzione. Un saluto Fabio. Certo Fabio, mi faccio girare il tuo numero dalla regia oppure manda direttamente un video, un piccolo provino tuo per capire, per conoscerci. Buona serata a tutta Casa Peiretti, sei bravissima Carola, è bellissima la canzone di Arisa, Roberto, Elisa, Chiara, Andrea e Gabriele. Grazie mille a tutti. Grazie ragazzi. Grazie. Ricordo che domani sera qui insieme a me c'è Papillon, l'uomo dal Papillon d'oro. Torna Claudio Jackie Music. Ciao Enrico, ciao Casa Peiretti, bentornati, buon inizio settimana. Mi fareste ascoltare Donna amante mia? Molto volentieri. Questa la sa. Sì, questa la sa meglio Amedeo. Devo organizzare con Amedeo una puntata, sì. Super Carola, bravissima. Silvia, Alessandro, Mattia ed Andrea. Grazie mille a tutti e quattro. Ciao, grazie. Ciao Alessandro, ciao Mattia, ciao Andrea. Salutiamoli tutti. Peiretti chiede una camicia da boscaiolo. La commessa chiede che taglia e lui gli alberi. Capolavoro! Capolavoro! Ormai si sono proprio presi bene con queste barzellette. Comunque. Ma sono freddure, dai, sono carine. No, infatti, belle. Allora, mancano 3 minuti. Abbiamo velocemente una richiesta, regia. Dai, che è un brano che ho fatto anche di recente, quindi ne faccio solo proprio un pezzettino. Vai. Ciao Casa Peiretti, saluti da Aosta. Ci fai ascoltare Quanto tempo ancora di Biagio Antonacci. Paola e Francesco da Aosta. Va bene, chiudiamo così. E poi torni per i saluti, certo. Va bene, va benissimo. Con tanto di dedica, il nostro Antonacci. Con me. Non ci credevo, ho detto e lei o no, fra tanti amici non ti aspettavo, solita sera solita tribù, tu che mi dici stai sempre con i tuoi e ti accompagnava un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone.
Casa Peiretti con me Claudio e tutta la settimana avrò ospiti eccezionali e siamo partiti alla grande con questa mia Meno amica. male. Bocca al lupo per la scuola e vienimi a trovare più presto che puoi, ok? Certo. Più presto che puoi, anche Più perché presto che posso. è stata molto gentile, perché io te l'ho detto forse giovedì che avevo quest'ora insieme a te, lei ha detto sì, ce la metto tutta e sei stata strepitosa. Grazie Carola. Grazie mille. È stato bellissimo. Se volete rivedere questa puntata tra mezz'ora, canale 83, verso mezzanotte, potete trovarla sul nostro canale YouTube. Vi voglio bene, amici a casa. Tanto siete importanti. Grazie Ciao! a tutti. Ciao ciao. Dal